Contagi in crescita in Calabria, più 234 in un giorno, il Reggino l'area più colpita, sono 148. Salgono a 111 le vittime del Covid in Calabria, oggi all'Annunziata è deceduta una 73enne di Cassano, altri 2 decessi nel Reggino. Il presidente facente funzione della giunta regionale ha convocato stamattina alla Cittadella i direttori generali della regione per l'emergenza Covid. Da Cosenza a Reggio, passando per Catanzaro, sale la protesta dei gestori dei bar e ristoratori che protestano contro il nuovo DPCM. Fermarsi alle 18, dicono, significa chiudere per sempre. Allarme lanciato dalla Camera di Commercio di Cosenza, la ristorazione perderà il 40% degli incassi. Algeri, il DPCM non funzionerà. Stamattina 2 nuovi sbarchi in Calabria, a Rocella arrivano in 56 su una barca a vela, a Locri in 48 a bordo di uno scafo. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in apertura gli aggiornamenti sul coronavirus. Oggi in Calabria si registrano 234 nuovi contagi e l'area più colpita è il Reggino. Sentiamo. In Calabria è nuovo record di contagi, in 24 ore più 234, il dato più alto dall'inizio della pandemia. In un giorno sono stati effettuati 2.858 tamponi. In totale le persone risultate positive al coronavirus sono 4.204, quelle negative 256.493. Il Reggino è la zona più colpita. Nel dettaglio, i casi confermati oggi sono così suddivisi: 44 a Cosenza, 32 a Catanzaro, 10 a Crotone, 0 a Vibo e a Reggio Calabria 148. Ad oggi si registrano 117 ricoveri in reparto e 9 in terapia intensiva. E purtroppo si aggrava anche il bilancio delle vittime, 111 dall'inizio della pandemia, oggi 3 nuovi decessi, uno a Cosenza, gli altri 2 a Reggio. Si aggrava il bilancio delle vittime per Covid in Calabria, oggi si registrano 3 nuovi decessi, uno all'Annunziata di Cosenza, si tratta di una 73enne di Cassano, gli altri 2 nel Reggino. Salgono così a 111 le vittime dall'inizio della pandemia. Nella città dello Stretto un uomo di 87 anni con pregresse patologie è deceduto nell'unità operativa complessa di pneumologia del grande ospedale metropolitano Bianchi Melacrino Morelli, mentre l'altro decesso è avvenuto fuori dalla struttura ospedaliera. È il Reggino l'area più colpita dal virus. Attualmente a Reggio Calabria sono 47 i pazienti positivi ricoverati in ospedale, 26 dei quali in degenza ordinaria nel reparto di malattie infettive, 17 in pneumologia e 4 in terapia intensiva. I pazienti accolti finora dal GOM sono 161, di questi 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 167 ricoveri, ma il contagio si allarga a macchia di leopardo in molti centri della regione. Un caso si segnala oggi a Pentone, nuovi contagi a Mammola, altri 8 positivi che portano il totale a 11. A Catanzaro chiusi 3 istituti scolastici, mentre sono risultati negativi i tamponi eseguiti sui pazienti dializzati del Pugliese Ciaccio. Gli screening erano stati disposti dopo l'accertata positività di 2 volontari che svolgono il servizio in società di trasporto privato. A Soverato sono risultati positivi un medico e 5 infermieri dell'ospedale. La positività è stata riscontrata in seguito ad alcuni accertamenti di routine che si fanno all'interno del presidio ospedaliero. Dopo l'esito positivo su alcuni dipendenti è stato effettuato uno screening generale e su un centinaio di tamponi ne sono risultati positivi 6. E sempre più casi si registrano anche nell'area urbana cosentina. Il virus non si ferma, anzi continua a diffondersi sul territorio regionale e a causare nuovi ricoveri nei reparti di malattie infettive degli ospedali calabresi. Questa mattina è deceduta una 73enne di Sibari, che era ricoverata all'Annunziata di Cosenza. La donna era rientrata dalla Toscana qualche settimana fa, scoprendo poi la propria positività. Si tratta della vittima numero 109 in Calabria dall'inizio dell'epidemia. Il contagio si propaga con facilità lì dove si lavora a stretto contatto. Il Covid-19 è entrato anche nel comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza, dove oggi è stato allestito un drive-in per effettuare i tamponi sui colleghi dei militari già risultati positivi. Sarebbero più di 10 e qualcuno di questi con sintomi. C'è anche un caso positivo tra i finanzieri in servizio alla tenenza di Schiavonea, sanificati i locali della caserma e tamponi per i colleghi.
Aumentano molto rapidamente i casi nell'area urbana Cosenza Rende, 15 nella città dei Bruzzi, 11 in quella del Campagnano. Si sta cercando di circoscrivere il focolaio emerso nel villaggio rom di Via degli Stadi, dove i contagiati sarebbero una quindicina. Conseguenze sull'attività scolastica con una miriade di disposizioni di chiusura di classi e plessi, dopo la Zumbini, la Cosenza 3 in Via Negroni e la Don Milani de Matera, interessate anche la Stancati, la De Coubertin e una scuola dell'infanzia di Rende. Il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, ha spiegato i motivi delle chiusure causate dalla necessità di attendere l'esito dei tamponi effettuati o da effettuare sui soggetti venuti a contatto con i positivi. Un problema irrisolto, quello dei lavoratori, nonostante gli annunci e le promesse ai mesi scorsi. La nuova data è il 7 novembre, giorno in cui dovrebbe aprire il laboratorio di Rossano, dove sono da terminare le opere murarie, ma in cantiere c'è anche l'apertura di un altro centro di analisi a Castrovillari. Vedremo. Contagi sul Tirreno, a Cetraro, Paola, Fuscaldo, Belvedere e Scalea. Giornata di chiusura per sanificazione per il Tribunale di Catanzaro. Un magistrato cosentino, risultato positivo, è transitato dalle aule del Palazzo di Giustizia Ferlaino, mentre è riaperto il Tribunale di Lamezia Terme, che è stato sanificato ieri pomeriggio. Chiuso il pronto soccorso di Soverato, dove sono risultati positivi altri 4 infermieri, oltre a quella contagiata nei giorni scorsi in ortopedia. E anche a Crotone c'è un positivo in ospedale, un medico del reparto di oncologia, screening in corso su medici, paramedici e pazienti. 3 nuovi ricoveri al GOM di Reggio Calabria. In provincia quasi tutti i focolai fanno registrare nuovi casi, 10 solo a Tarianova. Nuova sede invece per l'USCA di Cosenza. Il senatore Nicola Morra entra nei locali dell'ASP dedicati all'esecuzione dei tamponi, un'ispezione organizzata per verificare le condizioni dei luoghi dove ogni giorno sfilano centinaia di persone che si sottopongono al test nasofaringeo per verificare la propria condizione rispetto al contagio da Covid-19. Situazioni già vissute negli scorsi mesi, in particolare quando lo screening interessò i soggetti provenienti da fuori regione che si autodenunciavano sul sito. La situazione adesso è ben diversa, c'è molta preoccupazione perché la curva del contagio nel Cosentino sta salendo con rapidità e la tensione si avverte anche tra chi è in fila fuori dai locali. Il report stilato dal senatore finirà sul tavolo del Ministro della Salute, ma quando Roberto Speranza lo leggerà, probabilmente la sede dell'USCA sarà già stata trasferita ai nuovi locali approntati in Via degli Stadi. Spazi ampi, sia interni che esterni, che dovrebbero garantire il necessario distanziamento e consentire l'esecuzione di tamponi in sicurezza. Gli interventi di adeguamento della struttura e dell'area antistante sono in via di completamento. La sede dovrebbe essere operativa nelle prossime 24-48 ore. E oggi sono stati resi noti i risultati dei 300 tamponi effettuati la scorsa settimana sul personale della provincia di Cosenza. La scorsa settimana 300 i tamponi effettuati alla provincia di Cosenza, screening su dipendenti funzionari dell'ente voluto dal presidente Iacucci. Oggi sono arrivati i risultati. Abbiamo 2 positivi, siamo già intervenuti, c'è un positivo nel centro di manutenzione di San Giovanni in Fiore che abbiamo chiuso e abbiamo già provveduto a sanificare già oggi. Un altro positivo nella sede centrale della provincia che è stata chiusa anche a mezzogiorno e oggi pomeriggio sarà sanificata, quindi siamo intervenuti celermente. Io cosa mi sono permesso di fare con grande senso di responsabilità? Io partendo dalla fare, diciamo così, presa d'atto di quello che stanno facendo sia l'ASPA per quanto riguarda i tamponi, sia il laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Cosenza, che è l'unico che processa i tamponi di tutta la provincia di Cosenza, e questo non è possibile. Io registro con grande amarezza che sono passati 5 mesi e non abbiamo fatto un passo avanti sotto questo punto di vista. Ci si era impegnati anche come regione a mettere in attività il laboratorio di Rossano, è stato comprato un macchinario che voi sapete tutti, ma ancora non è stato attivato, di attivare quello di Castrovillari e anche uno sul Tirreno, perché noi siamo convinti che ci vogliono più tamponi, tanti tamponi per cercare di capire e individuare chi sono i contagiati, però i tamponi devono essere processati con immediatezza. Un laboratorio da solo, anche se diciamo che bisogna dare atto al lavoro che stanno facendo la dottoressa Greco con i suoi collaboratori che sta facendo, ma non riescono a processare i tamponi in tempi rapidi, perché la rapidità è importantissima per
cercare di contenere il contagio. Ecco, quindi ci vuole uno sforzo maggiore. Io cosa registro con grande amarezza? Che in tutte le regioni ci sono i tavoli tecnici istituzionali per affrontare questa pandemia. L'unica regione dove questo tavolo tecnico non esiste è proprio la regione Calabria. Noi possiamo vincere la battaglia solo con il contributo di tutti. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, però ecco, vorremmo essere coinvolti in questo, diciamo così, lavoro che è importante, perché se no non ne usciremo. La protesta dei titolari di bar e ristoranti dopo il DPCM che impone la chiusura alle 18, dopo Cosenza, proteste anche a Catanzaro e Reggio Calabria. A terra davanti Palazzo dei Bruzzi, i lumini con una scritta contro il DPCM in vigore da ieri. La protesta dei commercianti e dei proprietari di bar e ristoranti si è fatta sentire anche a Cosenza. Quello che dicono è che siamo stati abbandonati dallo Stato. Ristoratori, palestre, centri scommesse hanno investito un sacco di soldi per adeguare la propria attività al distanziamento dei posti, ai plexiglass, alla sanificazione. Tutto ciò non è servito a nulla, perché dopo 6 mesi bisogna chiudere alle 18 e chi apre solo la sera cosa fa? Un centro scommesse cosa fa? Una palestra, una piscina? È scandaloso. Su Corso Mazzini i titolari hanno chiuso puntuali alle 18, ma se non verranno ascoltati la protesta si sposterà alla Cittadella. Andremo davanti alla prefettura a manifestare di fronte a chi dovrebbe essere il governo a Cosenza. E poi andremo anche di certo alla cittadella regionale, perché il caro presidente Spirli deve prendere provvedimenti immediati. Anche a Catanzaro saracinesche abbassate, bar, ristoranti e locali pubblici sono ligi al dovere. Ma a che prezzo? Purtroppo ogni giorno ci viene chiesto qualcosa. In questi DPCM non ci dicono mai cosa ci verrà dato poi in cambio di tutti questi sacrifici che stiamo facendo. Questo è il problema. Purtroppo non è facile per noi gestire un locale del genere, insomma, con del personale e tutte le spese che ci sono giornalmente. Secondo me la miglior cosa era di chiudere definitivamente, farci chiudere e che lo Stato ci mantenesse, come ha fatto almeno la prima volta, anzi di più, non come la prima volta, che la prima volta chi l'ha avuto, chi non l'ha avuto. Secondo me per affrontare un Natale migliore doveva prendere una decisione più restrittiva, chiudere adesso tutti, pure 15-20 giorni, ma non fare queste chiusure così alle 18, perché la mattina all'assemblamento ci sono lo stesso. Non si riesce a coprire le spese perché lavoriamo a metà e ho 10 dipendenti, non so come devo fare. Ancora non ho capito cosa dovremmo asportare un bar che fa caffè e cornetti dalle 18 in poi. Comunque, vedremo. Dei miei 10 dipendenti oramai ne ho 3 a metà orario, quindi non so, non vedo molta speranza di ripresa, almeno in questo periodo. Loro dicono che ci riprenderemo a Natale, hanno già tutto prestabilito, come avevano prestabilito che a ottobre avrebbero chiuso dopo aver liberalizzato tutto quanto. Quindi sono dei calcoli matematici che si fanno questi signori. Il sindaco di Reggio, Falco Matà, in prima linea al fianco dei proprietari che hanno esposto i loro timori. Noi quello che pensiamo sui dipendenti, poi il ristorante deve vivere, perché dopo questa bufera il ristorante deve stare aperto, perché dobbiamo continuare a vivere con il ristorante. Quindi con i dipendenti ci siamo abbracciati e abbiamo detto facciamo stare aperto il ristorante, perché se ognuno di noi voleva qualcosa, alla fine il ristorante avrebbe, non dico chiudere perché Fratelli della Bufala è abbastanza forte, però avremo un colpo davvero pesante questa volta ci hanno proprio spezzato le gambe. L'allarme lanciato dalla Camera di Commercio di Cosenza: la ristorazione perderà il 40% degli incassi. Con le chiusure disposte dal nuovo DPCM, la ristorazione perderà il 40% degli incassi. L'allarme è stato lanciato dalla Camera di Commercio di Cosenza. Per il presidente Algeri il decreto non funzionerà. Noi parliamo in realtà di 18.000 imprese in Calabria, pari all'8% delle imprese riguardante la ristorazione
e tutto i bar. Parliamo quasi del 10% dei dipendenti, occupazioni in Calabria, cioè 38.000 persone. Ma all'intero indotto parliamo di 45.000 imprese e oltre 120.000 dipendenti. Ecco, e noi riteniamo che questo decreto non sia un decreto fatto in realtà che ci possa risolvere il problema. Allora noi abbiamo detto, ma se il problema sono i bar, sono i ristoranti, ne siamo poi così certo e non possono dirci perché non abbiamo rispettato le regole. Chi non ha rispettato le regole vanno chiuse, ma non l'intero sistema, non l'intero comparto in realtà mandiamo a casa. E poi mi chiedo se in realtà è proprio vero che sono le palestre, sono i teatri e i cinema che in realtà dove c'è il contagio, o ad esempio è altrove, in realtà nei mezzi pubblici, nelle metro, nei pullman. Ecco, abbiamo queste grandi difficoltà di capirlo questo. Poi è normale che pensiamo alla salute senza ombra di dubbio, ma guardate che c'è un'emergenza adesso sta diventando anche sociale abbastanza forte. Ecco, su questo noi siamo abbastanza preoccupati perché ci sono posti di lavoro, ci sono imprese con più generazione e che vediamo in realtà anche che un governo nazionale che fa in questo modo che vorremmo le differenze tra nord e sud non c'è, perché un problema è il nord. I 2 milioni della Milano sono i 2 milioni della Calabria, noi abbiamo 180 case, loro hanno 5.000 case in Milano. Però chi è che ci difende a noi? Quale parte politica è del sud che ci difende? Ma lo ritengo anche nelle associazioni di categoria. Quale associazione di categoria del sud a noi ci stanno difendendo riguardando tutto il mezzogiorno? C'è questa disparità. Io avrei voluto un decreto più in mano alle regioni in base e più in mano ai comuni o ai presidi. Ecco, questo in realtà non è avvenuto. Siamo preoccupati perché in realtà ci sarà una ripresa. 40% significa 40% di 120.000 persone, ma poi chi rimane? Mantiene tutta l'occupazione? Io penso proprio di no. E quindi sta diventando un problema ormai sociale, quell'allarme che io avevo lanciato, e che in realtà ancora una volta il sud viene incappato nelle maglie del nord, e questo è un dato di fatto. Sempre sull'emergenza Covid, il presidente Spirlì ha convocato i direttori generali. Ha convocato tutti i direttori generali della Regione Calabria per mettere a punto tutte le strategie amministrative per il prossimo futuro. Questa mattina il presidente facente funzioni della giunta regionale Nino Spirlì ha avviato un proficuo confronto analizzando l'attuale situazione, soprattutto alla luce della seconda ondata della pandemia da coronavirus. Ci siamo incontrati, ha spiegato Spirlì, per stabilire le priorità, ma anche per essere messi a conoscenza di alcune criticità da risolvere al più presto. Da parte di tutti i direttori generali è stata dichiarata la massima disponibilità a lavorare in piena unione e collaborazione. Il confronto di oggi diventerà costante e si trasformerà in un tavolo permanente, così che tutti i dipartimenti della Regione possano essere informati tempestivamente e lavorare in sintonia, collaborazione nella massima trasparenza. Stamattina 2 nuovi sbarchi in Calabria, a Roccella arrivano in 56 su una barca a vela, a Locri in 48 a bordo di uno scafo. Alba di un nuovo sbarco non è il titolo di un film, ma la cronaca di un nuovo approdo, diverso forse dagli altri, avvenuto oggi nella Locride. Infatti un gruppo di minorenni è stato intercettato a Locri dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri. Probabilmente erano a bordo di un'imbarcazione dove si trovavano altri migranti. Sul particolare però non si può dare ancora l'assoluta certezza. Sicuramente l'imbarcazione è stata intercettata poi nelle acque di Roccella ed è stata seguita in mare da una motovedetta della Guardia Costiera. Per i giovani individuati è stato già avviato il piano di accoglienza con controlli sanitari immediati da parte del 118. Subito dopo sono stati eseguiti i tamponi anti-Covid, si resta in attesa del risultato. I migranti sono stati assistiti dalla Polizia Municipale di Locri e da personale del comune della cittadina ionica. Gli altri che si trovavano in mare sono stati accompagnati a terra e hanno fatto ingresso nel porto delle Grazie, dove sono scattati immediati i soccorsi e ovviamente è stata garantita l'assistenza. Anche qui saranno effettuati i tamponi e si dovrà restare in attesa degli esiti.
Nel Regino sono stati confiscati beni per 26 milioni di euro dalla Guardia di Finanza ad un imprenditore ritenuto vicino alle cosche. Un tesoro di oltre 26 milioni di euro nelle mani, è il caso di dire di Giuseppe Chirico, imprenditore nella grande distribuzione alimentare, indicato come soggetto vicino alle cosche Tegano Condello di Reggio. Ieri, ma la notizia è stata resa nota questa mattina, i finanzieri del comando provinciale della città dello Stretto, con il coordinamento della procura del capoluogo, hanno eseguito un provvedimento di confisca nei confronti appunto di Chirico. Oltre al sigillo definitivo di passaggio dei beni allo Stato, i finanzieri hanno anche notificato all'imprenditore il provvedimento della sorveglianza speciale. La confisca certifica quanto a suo tempo disposto dalla sezione misure e prevenzione del Tribunale Reggino. In quell'occasione era stato deciso il sequestro preventivo. Alcuni filoni di varie indagini, Fata Morgana, poi confluita nel grande processo Gotha, avevano evidenziato che Chirico era riuscito ad imporsi sul mercato fino quasi a dominarlo grazie all'aiuto dei clan di Gallico, quartiere a nord di Reggio Calabria. Anche all'interno del centro commerciale della vicina Villa San Giovanni, la perla dello Stretto, Chirico era riuscito ad imporsi. Il lavoro di riscontro del GICO e della Compagnia di Reggio aveva messo in risalto l'enorme sproporzione tra il profilo reddituale e quello patrimoniale del nucleo familiare dell'imprenditore, oltre all'accertamento della illiceità della provenienza dei guadagni. La confisca riguarda un terreno, un veicolo, 17 rapporti finanziari, la società Sorai, partecipazioni sociali, il complesso aziendale della Sorai che vede 28 tratterreni e fabbricati, 2 veicoli, 5 rapporti finanziari. Adesso le ultime dalla borsa. Chiusura in ribasso per le principali borse europee. Gli operatori continuano a valutare l'impatto sull'economia dei nuovi parziali lockdown imposti per arginare l'accelerazione dei contagi. In diversi paesi montano le proteste delle categorie già in difficoltà e ulteriormente colpite dai nuovi provvedimenti. Secondo l'OMS, alcuni stati potrebbero dover chiudere nuovamente le loro attività non essenziali per frenare la pandemia, che conta ormai oltre 43 milioni di casi nel mondo e più di 1 milione di vittime. Ad alimentare l'incertezza sui mercati contribuisce poi l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali statunitensi, oltre ai ritardi nell'approvazione di un nuovo piano di aiuti all'economia americana. Il FTSE MIB chiude in calo dell'1,5%, sottotono anche il DAX di Francoforte a meno 0,9%, il FTSE 100 di Londra a meno 1,1%, il CAC 40 di Parigi meno 1,8%, l'Ibex 35 di Madrid a meno 2,1%. A Wall Street scambiano contrastati il Dow Jones a meno 0,5%, l'S&P 500 flat e il Nasdaq a più 0,5%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,183 mentre il cambio tra biglietto verde e yen scivola a 104,5. Tra le materie prime recuperano terreno le quotazioni del greggio con il Brent a più 2% a 41,6 dollari e il WTI a più 2,5% a 39,5 dollari. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund resta in area a 131 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,7%. Tornando a Piazza Affari, le vendite investono soprattutto Biper a meno 6,25%, Pirelli meno 4,5%, Leonardo meno 4,2%, mentre chiude in controtendenza Fineco Bank a più 2%. Grazie e buon proseguimento di serata. Il tempo adesso previsto per le prossime ore in Calabria. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Nel corso della giornata di martedì sulla Calabria le condizioni meteo andranno a peggiorare a causa di una veloce ma intensa perturbazione che causerà piogge sparse anche a carattere di rovescio temporale, in particolare sui versanti tirrenici. Ciononostante non sono da escludersi fenomeni intensi localmente anche sui versanti ionici. Nella serata di martedì inizierà anche un calo termico che dopo un periodo di temperature sopra le medie stagionali risulterà invece di qualche grado al di sotto. Domani cielo generalmente nuvoloso con piogge sparse, possibili parziali coperture durante la giornata. Temperature in ulteriore diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani molto mosso il Mar Tirreno con venti moderati a tratti forti di maestrale, mosso il Mar Ionio con venti di direzione settentrionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre il nostro sito www.meteoincalabria.com
anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.